Un appuntamento particolare domani e dopodomani al Città dei Templi, centro commerciale di Agrigento, una iniziativa in favore dei carcerati organizzata dal Lions Club Host di Agrigento. Sì, abbiamo voluto interessarci dei detenuti del Petrusa di Agrigento che in questi giorni, non so se avete letto, si è parlato tanto della loro situazione precaria da tanti punti di vista, nonostante il carcere di Petrusa sia un carcere relativamente anziano, meglio dire giovane direi. Abbiamo voluto attenzionare l'esigenza dei detenuti, sono persone che ci sembrano lontane, ma realmente dobbiamo tenerli più vicini perché noi speriamo di poterli riabilitare anche con quel poco che noi stiamo cercando di fare. Ci occuperemo dei più emarginati, quelli più poveri, quelli che non hanno nessuno che li pensa. Allora pensiamoci noi, abbiamo voluto mettere nel nostro piccolo manifesto. E allora cosa abbiamo voluto organizzare? 1 o 2 giorni di attenzione verso le esigenze dei più emarginati, dei detenuti del Petrusa. Abbiamo pregato i nostri soci del club di portare oggetti nuovi, di utilizzare non il necessario, il superfluo, direi, è caso di dire. Hanno preso il superfluo che erano nelle loro case e lo hanno messo, sono oggetti soprammobili di piccolo valore ma anche di un certo valore che noi metteremo all'offerta delle persone che saranno presenti al centro commerciale sabato, domani e domenica 3 con il ricavato delle offerte che sicuramente gli agrigentini vorranno darci, compreremo generi di prima necessità come indumenti ed altro che ci hanno già richiesto i carcerati. Sicuramente è una goccia in un mare grandissimo, però abbiamo voluto proprio occuparci quest'anno anche di questi poveri emarginati.